6.000 mi piace e facciamo Napoli YouTube contro 500 alette di pollo. Mangia tutta. Ingoia! Mannaggia miseria, ma mi stai facendo un guzzone? Il salmone ti dovrebbe piacere, ma Metteci sempre nella salsa. No, mi piace perché mi sono proprio disgustato. E Waiu, ciao, benvenuti e bentornati sul canale Super Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi, come avete visto dal titolo e dalla miniatura, proveremo una challenge quasi estrema. Però ci sono delle persone che mi faranno compagnia, perché come avete letto mangeremo 300 pezzi di sushi con tanti altri creator del Napoli YouTube, che adesso vi presento. Allora ragazzi, come vedete, Cristian Massimino, Ino. Fuse Gamer, ciao, Metti 8, Ragazzi belli. E ci sono anche io. e Mirko F l'antisportivo. Allora ragazzi, voi avete già mangiato nella vostra vita il sushi? Io vado a €1, sono onesto, mi piace veramente un sacco. Perfetto, io invece non ho mai mangiato sushi, quindi questa non solo è una sfida, è una challenge quasi estrema, ripeto, però è anche la mia prima volta al sushi. Mi affiderò a loro perché loro sono competenti, diciamo, del settore. Non l'hai mai mangiato? Mai, mai. non era capito. No. Vomiti? Spero di Posso no. fare una Qual è la critica? challenge? Qual è la challenge? È la prima volta che mangio sushi, vomito la prima volta e 300 pezzi di sushi. Tutto. 4 video in uno. Posso fare una critica super. Una cosa estrema è un pompiere che si è in fiamma, una cristiana che si è a 40 kg, non un strunzo che smagno sushi. Sottolineo questo. Basta. Hai tu buona, hai. Così. Metti, devi pure a te, metti. Ragazzi, allora per fare questa challenge siamo al tatami a Napoli. Facciamo questo sacrificio, eh. Dai, facciamo questo sacrificio. Estremo. Entriamo. Ma io siamo entrati, vi dico la verità, la vedo un poco nera oggi, non lo so. Primo C'ho un po'- passaggio, devi spezzare. No, ha detto Cristian, mi ha dato un consiglio. Io l'ho spezzato anche io, fai così. Spezza, vai, devi spezzare. Io il rombo proprio. E mo? Ma chi fa? Te le rotto? E mo' aspettare, ma No, come si mangia? E mo' a dare i cucini prima. Non ci capite, fammi vedere prima come si fa. Allora, la tecnica che uso io, la vostra, a così ti puoi mettere, non so come posso dire. Oh, così, e fa tipo così, e mettere questi qua. Una sta ferma e una si muove. Questa qua la tieni sotto, ok? Guarda, la mantieni così, come se fosse tipo una penna, eh? E prendi questa qua sopra. Questa qua sopra la muovi e quella sotto la lasci ferma, guarda. Ah, boh, Mirko è proprio esperto. Guarda qua, cioè questa qua la muovi, quella sotto come una penna, e questa qua la muovi. Consiglio. Piglia prima, questa la metti subito sopra così. Poi li appoggi qua, dici scusa, ma fa perché? Facile. Come in mano. O con le mani, che è ancora meglio, con le mani ti proprio un po' di sporcizia di gel. Comunque veramente, io c'ho un poco d'ansia. Nemmeno alla finale di YouTuber League contro la Juve ce l'avevo tutta stanza. Non lo so. Inizia a ordinare. Prima le bevande. Allora io prendo una naturale, voi che volete? Per l'acqua. Sto ristorante sta, mica sta a casa tua. Quanti meno? Ah, non stiamo a Monte Carlo. Questo è proprio l'acqua in Che Lourdes. volete? Mirko vuole la Io Fanta? Fanta. La Fanta sta meno dell'acqua. Mi piace la Fanta pure. Allora Fanta, tu. Tutto Fanta? No, piglia... Ma la Fanta dice no pesce. Ma che buono loro, michi. Ma che ne sai? Ma che che buono. gusto? No, piglia l'acqua. Ok, a posto. Vai. Salse, facciamo 5 teriyaki. Sì, 5 direi, una a testa. Sì, sì. La Maghi 8 mi piace. Allora si inizia, Superalla. Ma cos'è il teriyaki, una salsa? Sì. Agrodolce. Allora, Spiegamela. Cioè, veramente, uno non lo so. allora questa che ti sto per mettere è la salsa di soia. Puoi benissimamente prendere una bacchetta ancora. Ma chiama il culo. No, già così. Se le piace. Per un pesce. È un po' salato. Ovvio Proprio che sarà. cesso. No. Oh. Allora, a che piacciono gli Allora, vediamo un po'. piccanti? A me piace il piccante. Ok, Mirko, vai solo quello. Allora, cipolla roll. con la roll. Piccante dove sta il piccante? È tutto piccante, È pure tutto la Maghi piccante. 8. No, non penso 8, siamo 5. Ah, ci abbiamo Viene gambero due, Maghi, vai, vai. abbiamo le chips. Va bene. Vai, pure la macchina. La Maghi roll. Ok, qua dobbiamo andarci dentro. Allora, in generale, facciamo una cosa. Tuo, diciamo, pesce preferito, a parte il mio. Ti prego, scegli il mio. Salmone, gambero, tonno, qual è la cosa Salmone, che preferisci? 100%, salmone. Quindi prendiamo questo salmone Maghi che c'ha riso nero, avocado, salmone e topico. Ah, via questo. Chips roll, questo è buonissimo. Questo qua pure. Guarda, chips roll, spaghetti di salmone pinale e friamburo e canne abbiamo due. Io ricordo che non posso mangiare la Philadelphia. Che se non mangi? Spicy tonno. Guarda qua, Casa, allergeni, pesce, si siamo per lattosio. tu, eh? Lattosio sta scritto. Sta scritto A te lattosio. parte sta lattosio, lo bro. No, Ma poi lo capiamo che ci stai dicendo. Eh sì, no, si capisce pure perché mi caga sotto. Vai, Gunkan, next. Gunkan. io salto sempre. Io non la voglio questa. Gunkan. Non mi fa impazzire. Antipasti, Allora, qua io la voglio, qua voglio l'antipasto. Lo vuoi l'antipasto, Cristian? Sivole, gli involtini di verdure. Io. Mirko, involtini di gamberi. 2, facciamo 3. Però posso dire una cosa, non mi ha lasciato un brutto sapore sta salsa,
devo essere sincero, in bocca non me la c'hanno Buzzotti. Allora, verdure, ravioli alla piastra, ravioli di carne, Cristian. Insalata e caprese zambà. Magari che sta insalato. Voi? Sì, io assaggio lo faccio. Carne o... Di carne, di carne. Io voglio questa, verdura fritta. Io mi mangio sempre questa cosa, mi mangio questa. Riso cantonese è buono. Cantonese, ecco qua. Yam annanz. Allora, qua è pure la parte importante, Sashimi. che sono i sashimi. Praticamente è pesce crudo, senza riso, senza alga, senza niente. E ti piace per il salmone, lo puoi provare, secondo me qua ti piace. Vai. E tonno lo prendiamo, facciamo 2 e 2 facciamo. Passiamo adesso ai nigiri. Allora, devi sapere che i nigiri Questi sono buoni. semplici, mi piacciono sicuro perché sono proprio semplici. Riso e tonno, riso e salmone, guarda. Tonno al naturale con riso sotto. Facciamo 2 salmone, 2 tonno. Vabbè, questi sono 2 pezzi, quindi possiamo fare pure 3. Facciamo di gambero, altri 2. Nigiri scottato, onigiri. E poi io questo qua prediligo questo qua con riso nero di Venere. Buono, sì. No, ne fa pure uno. Allora apriamo Voglio fare 2. pure- Che sono di salmone. Salmone crudo. Vai 3, va, assaggio pure. Facciamo 3. Poi 3, va bene, dai, 3 ce la 5. Ah, possiamo andare. Vai. Osomaghi, questi qua ti possono forse non piacere. Perché che sono? Perché sono praticamente riso, pesce sopra e alga attorno. Ah, l'alga fosse diciamo un nastro isolante. Bravo, facciamo una, pigliamo 1 salmone, 1 tonno e 1 Philadelphia. Pigliane un altro di questo qua, di salmone. Questo qua com'è riso nero, salmone cotto, vai, questo Va qua bene, salmone questo qua, cotto, va bene, proviamolo e basta. Sono 24 pezzi. Questi qua abbiamo preso, allora, perfetto. Piastra poi piace. Ma questo per esempio. Allora dalla faccia, poi non lo so. Tonno alla piastra non è buono. Assaggio, lavoro, assaggio. Proviamo. O salmone alla piastra. Ah, qua mo sì. Frittura con questa è la cosa più buona che puoi provare, però è quella che ti fa più male. Dei frizioni. Allora, osomaghi Philadelphia 2, onigiri o fritte ne prendo 1. 2. Allora, frittura, vediamo quello per Gianni. Allora, aggiungiamo 1, facendo personalizza, inserisci da libera. La civita. No, non lattosio. Aggiungi e faccio pure questo chips roll non lattoso. Vai. Confermiamo l'ordine. Invio in corso, signori. Vai giù. L'ansia aumenta però pure la fame. Quindi può essere che la fame elimina il mio Ma tu disgusto lo iniziale sai, di sushi. ma tu lo sai che questo non è l'unico ordine che faremo? No, non è l'unico ordine. No, quindi dobbiamo arrivare a 300 pezzi. Eh sì, la challenge questa è. Allora, raga, abbiamo fatto questo primo ordine che avete visto. Ci siamo fatti un breve calcolo di quanti pezzi dovrebbero arrivare. E sono 192. Quindi 200. arrotondiamo a 200. È un assaggino, questo, è per vedere se ti piace. Diciamo che oggi vogliono farmi sentire male. Allora, gli sono appena arrivate le prime cose. Però dimmi tu, Andri, che cosa sono? Questi sono i ravioli, già me l'avete Ti detto. dico i ravioli, l'unica cosa, il raviolo ti lascia fino a domani un sapore in bocca, te lo dico già. Valuta tu. Questi Io che non lo sono? mangio. Queste qua? Verdura fritta? Spaghetti? E te, Mirko? Riso con pollo. Allora, signori, Questi quanti pezzi valgono? Non abbiamo contato. Buon appetito allora. ti piace? Andri? Sai che ne cipolla sta? Guarda a Matteo. Vai già. Vedi come usi la bacchetta? Non la so usare, vai giù. Allora, assaggio prima questo qua. No, va questo qua di carne è meglio. Questo di carne. Faccio così? O pizzain? No, nemmeno. No, ci va. Bravo, così, bravo. Metti in bocca, metti in bocca. Non è male. Pensavo peggio questo qua. Allora, è un po' gommoso. È come se fosse gomma. Attenzione, i primi roll. Allora, questo qua che cos'è? È la velo di verdura in questo caso. No, questo non è buono, cosa era meglio? Meglio l'altro. Vabbè, comunque me lo sono mangiato. Siamo già 2 pezzi per me. Basta, finito. Ho finito la mia challenge. Mamma mia, mi pare che sto mangiando vera plasticina. E spazzi. Questa è la prova del 9. Io faccio da cavia, mi capisco quanto piace. Questo stiamo con la cipolla, Ma non ci faccio caso, poi abbiamo mangiato. Mamma mia, quanti capate che da Matteo. Io assaggio il riso nero, Venere. Lo può mangiare Gianni questo? Vado in bocca. Giovanni. Mamma mia, vero già freddo. Allora, l'unica cosa è che è un pochino freddo. La passaggio direttamente, che sia buono. Ma è buono, l'ho assaggiato io. È cavolo, No. Non è cavolo. Ti piace? Oggi chi Non è proprio il massimo, vai io. Cioè. È il master. sei più buono, chi sei più buono? Chi sei più buono? Aspetta. Ma fai un. Metto un po' di salsa, ok? Vai. E frate, da mangiare. Vai. Allora, questo qua che ho mangiato adesso, il secondo, secondo me era un po' meglio. Non lo so se è perché ci hai messo la salsa, però. La salsa che ti piaceva, però. Sì, questo qua di soia. Non è male. Comunque adesso ho visto che sono arrivate altre cose. Questi sono i crudi. Cioè, praticamente il riso sotto e pesce fresco sotto. Però aspetta, prova con quello. No, devi zoppare qua, però, perché sennò. No! Ah, quella Però no. grigliata deve bagnarsi sopra. Ma fucesse. La stessa cosa. Oh no, Vocale. sta sfumando. Magna! Ma che cazzo fai? Metti a bocca! Che fare poco di poco, fa. Meno male che questo salmone mi piace. Mamma mia. Questo è sempre salmone, bro. Questo è salmone, questo dovrebbe essere meglio di quello là. In teoria. Se quello non ti è piaciuto, in teoria questo ti potrebbe piacere. Ma non è devi zuppare Te questo. lo inzuppo, certo. Mannaggia la miseria. Ma.
È l'alga attorno, bro, tipo... Per me l'alga, non mi piace l'alga. Ci sta. Intanto andiamo, ragazzi. Allora, l'unica cosa che devo provare è di nuovo quello però bagnato nella salsa. Questo è difficile, questo è difficile. No, fallo fa. Ci fai una cosa, aspetta, questo è un po' spappolato, aspetta un attimo, piglia l'altro. Se no, un pizza indie. Oh, loco, va così, va, bravo. No, non ce la faccio, vai giù. Si piglia. Abbo poi ci capiglio pesce che mangia. Vai. Vai insieme. Quarta aperta. No! No, Gio. Cioè, mo chi è praticamente rise. C'è un po' di sushi in E chi questa sono zona. mangiamo su cosa? Vai, bro, allora, bravo. Mamma mia, ci facciamo tutto, sapete, proprio i capocci. Piglia chi stiamo? Vieni a qua, ci rompo cazzo. Piglia qua. Ma non ci sta. Non ci sta più. Ti sto sacrificando. Tutto pesce mucco. Oh, vieni con me, seria così. Wow, stanno mangiando tutto quanto sti sushi. Cioè, mentre in bocca passo coglione. Madonna santa. Mamma mia. Ma sto riso è strano, è tosto. Facciamo assaggiare la nigiri. Visto che mano dobbiamo mangiare, eh? La cosa più buona è l'acqua. Piglia che mano questo. Questo, Andrea, ma ti capi quanto è sto coso? Piglia con... non te lo devi mangiare tutto, eh? Ah. Oh, ma secondo te questa va bene con la teriyaki? Allora proviamo il salmone con la teriyaki. Questo è, frate, è salmone. Cioè, lo conosci il salmone? Con la teriyaki. Questo sì, mi piace. È che sei sushi, bro. Però è salmone, è un tipo di pesce che mi piace. Questo è tonno. Tonno e teriyaki. È arrivato. Poi. Grazie Andrea, tonno e teriyaki. 2 pezzi di stai mangiando. Queste ultime due cose mi sono piaciute. Oh, questo mi è piaciuto. Quindi a me piace il sashimi. Non stai, non ce l'ha fatto, Ci siamo visti. No, voglio, sono giù del matto. Vai Andrea, mangiate un po' di riso alla cantonese. Go. È esperto, guarda là, va, pure con le bacchette. Sono abituato con le cose piccole, con le mani. Ah, ok. Ha fatto il rutto, eh? Io vado in cantonese più pollo aspettando i fritti. Stai godendo, Mirko? Io vado pazzo per i fritti. Quindi diciamo che Vado pazzo per pesce, sì. Quindi diciamo hai colto subito l'occasione, la palla al balzo per venire con me. Hai goduto per questa mia idea. Tanto sono arrivati i fritti, eh? Ok, allora, io mangio questo. 2! Chi? Questi ragazzi sono secondo me i migliori pezzi di katame. I fritti sono spettacolari, una cosa che ti cultivano un sacco. Salsa teriyaki, e via. Questo non lo puoi mangiare, già va, c'è il lattosio. E che rella? Abbiamo 2, questo sarà piato mio caruto. Matteo scherzetto. Diciamo scherzetto a Matteo mentre lui cambia il grattino della macchina. Ma appena arriva Matteo, lo guardiamo tutti quanti. E quindi se ne accorgerà di questo scherzo. Sì. Quindi sarà tutto panificato. Sì, altro pezzo. Così una cosa, per me è troppa Philadelphia. Troppo. No, buona, va bene. Io preferirei di meno, devo dire la verità. Cioè, secondo me quelli di Super Alla mi piacciono di più. Che... È solo fritti. Vabbè, era sulla carta, è andata Andrea. Metti l'abbiamo conservato. quelli che sono caduti. Questi però sono quelli da non mangiare, troppo calorici. Scusa, abbiamo ordinato la wasabi. Buona. Te. Quella l'avocado. Buona. Infatti non sai perché veramente è buona. Ti piace dolcino un po', però secondo me. Allora, fritti per Matteo. pigliato. Allora, facciamo una per tutti. Ma buona questa. Ottimo. Facciamo, ci sa un po' di tavolo, possiamo dire. Ah, perché. Sì. No, era buono, no. Ho preso il gusto un po' legnoso. A me non piace. Fanno Devi paura. spiegare la storia di questi fritti. No, è perché si stava prendendo il vassoio e quindi te l'abbiamo conservato. No, vabbè, l'abbiamo conservato. Devi ringraziare. L'abbiamo conservato, però ci abbiamo sputato la cosa. Diciamo che mancava solo la sputazza su queste cose. Ok. Vabbè, cazzo, ne prendiamo altre. Faccio prima. Aspetta, prima no. No, fagli assaggiare quella là con la... Questo è il frittore. Ah, wasabi, frate, questa qua è la salsa. Diciamo, questa è la wasabi. Probabilmente ce la faranno pagare. per- Non lo so, perché questa qua è pregiata, bro. Allora, Probabilmente ce l'avranno pagato per tutti quelli che ci stanno non muore, sì, aspetta. Oh, quanti era poco? Voglio mettergliela qua. Se ne prendi poco da venire. È perché è salmone, sì, va bene. Te la compongo, bro. Fidati, questa qua è la salsa più buona che assaggerai oggi. Fate, senza... così, subito, vai. Veloce. Mangia tutta. Tutta. Tutta, vai, tutta. Fate, devi ingoiare. È buonissima. È buonissima, bro. Ingoia. Fate. Mi piace. È l'avocado. Perché è troppo dolce. No, fate, non sputare, No, ma cazzo. No, fate, la ingoia. È troppo dolce. Ingoia. No, ingoia. La salsa all'avocado, bro.
Che pezzo rento. Ma per caso vuoi un po' d'acqua? Perché però? Andrea, ma che cazzo è sta cosa? La salsa all'avocado. È piccantissima. Una marosca, non mi faccio No, aspetta, quella devi assaporarla fino alla fine. Molare. 2 minuti devi resistere. Marò, magari è plastichina. No, frate, allora questa è una delle salse più forti, piccanti. Diciamo al mondo. Però cioè, ci credo fino all'ultimo, la salsa wasabi. E all'avocado, Ma viene ancora i pizza in bocca, canno. Potete una misfando. Quando se ne è sceso proprio. Ma poi mi ha fatto russo, mi ha fatto belle e buone. Questo qua, il salmone ti dovrebbe piacere, ma se Metteci sempre nella No, salsa. Andrea, aspetta, mi sono proprio disgustato. qua è un po'. Mamma mia, mi hai fatto mangiare. Perché non lo sapevo, ma l'hanno chiesto, ma come mangiate? Vieni qua, ti sciacchiamo la bocca. Ma però. che è sta cosa? No, è l'avvocato, no, ti giuro, ti l'avvocato giuro. che No, ti giuro, Sì, sì, siete raccomandabili tutti Ma qua. si vede. No, ma pure che si sapeva. Troppo bene mamma, Qua stanno tipo. Uova che sono quelle? Uova di pesce. Uova di pesce sono. Mamma Ma niente che si cade, bro, sotto quando tu, Ma chi? Questo qua pure è buono, bro. Salmone, questo è uno dei più buoni, non sto scherzando. Finora ha avuto. 6. Qualcosa ti sta piacendo però. 6, sì. L'ultimo che ho mangiato, quello là che mi avevi preso tu, con le uova di pesce, per far capire, non era male quello là. Cioè, non mi ha disgustato. Allora, secondo ordine. Io voglio le chips. Fai un altro chips roll. Una pelo di carne per Cristian, vai. Ah no, via un attimo di questo, aspetta. Primi, penso niente. Sashimi, retorno, nigiri, uramaki. Uno nuovo tipo, vediamo questo. Maionese, gamberi, sesamo, salmone scottato, che vogliamo provare questo? Vai. Proviamo pure questo, vai. Ma no, tempura roll, non l'hanno pigliato, pari mica. Chiama lui, allora, basta. Va bene, no? Mamma mia, duro. A duro, io non l'ho mangiato, Andrea. Duro, vai, sapere benzina. Sape benzina, non so. Sape benzina, Ma è pisciato in canna. Allora, nuova portata per Mirko F93. Vai Mirko F, che cos'è? Questa è una zucchina fritta. Senti il crunch. Hai sentito? Sì, un mocan. Zucchina cruda. Oh, c'è una fiedula. Crea carota, loco. Oh, questo è solo mio. Oh, la faccia a me. È la seconda portata di sashimi. Oh, guarda Andrea, oh, che mi imbocca. Andrea, te la voto. Oh, mangiamo. Andrea, ma lui capiva quando me la sta mettendo in bocca. Sashimi, Andrea, mannaggia la miseria, ma mi sta facendo un guzzone. Comunque il turno non mangiassi, Ma che se stai toccando? Hai capito quanto costa sta roba? Tu ti stai mangiando anche se si sta mangiando la Pringles. Quale cosa? Documenta, veramente. Vedi quanto costa il sashimi. Sashimi? Per sfizi, Ma che ti importa un sashimi tu guarda fuori? Te ne fa selezionare. Apriamo la stazione, apriamo le porte della stazione. Ah, un bel sashimi. Ah, e via. E allora, signori, che ti sei mangiato tu? Non ho capito. Fritto. Ci va manca l'ultima, morsa la creanza, vai. Morsa la creanza, a nonna toi. Mi piace chi sia però. Sono esausto. Anche noi. Ma ti arriva ancora da roba, ci ordiniamo che la roba là. Altra roba deve arrivare mo. Ci vede pure un sacco, non ci piace. Diciamo che non sarà più 300 pezzi, ma 300 euro di sushi. Dai 500 arrotondiamo. Arrotondiamo a 500. Siamo in centro di Napoli, stai. Assaggiato questo. Magari che sia la paglia. Che è su cosa, Andrea? Un bottino di gambe. Magari la pasta alla tivella. Oh, mangi di suo. Ah sì? Questo è buonissimo. Tutto. Base. Questo mi piace. Ma questo è buono. Ma me la dai te quello del Nepal. 100.000 mi piace wasabi challenge. Lo faresti, Fra? Ma assolutamente no. Oh, ecco ragazzi, allora, cosa è arrivato qua? Io me ne devo capire questo, che cos'è? No, è aglio. Magari è fieno. Chi vuole ragazzi? Io, ok. Interperfetto. Che cos'è questo? Come si chiama? Nome tecnico. Come saggio. No, Andrea, questo non mi attira proprio, ti ricordo. No, Andrea, ma. Ti fidi di me? No. Mamma mia, come fai su cosa? Mamma mia, era avuto fumo. Mamma mia, guarda. La cipolla. No. Mamma mia. Mamma mia, lei salutavo passi e voglio una fora. Dice ciao Fius. Ragazzi, ma che presso? Non lo so quale è peggio. Non so cosa preferire. Ma arriva da roba che mangia sciacquato. Ma sta laveriendo. Io si porto un po' difficile con spazzolini. Ecco, interperfetto. Ma questo è un pollo. Chi se mi piace, frate. Cosa? Che ti piacevano? Ma scottano perciò. Sento tu. La cosa che più mi piace, diciamo, di oggi. Voto a queste pepite. 10. Sei arrivato, Andrea? Altra cosa fritta, che dentro è gambero fritto.
Caccia via. Pigli. Ma caccia piglia Andre. Ma può provare uno, bravo. Frate, questi sono buonissimi. Tutti buonissimi. Ma qua me ne dico. Questo è col salmone. Sta Matteo, sta Sì. meno falco, sta. Vuoi caldi? Caldi, ma fa mucca. Ma fa bocca, ci riuscite a pigliare la seconda volta. Come sono buono, la nonna. Non puoi dire che non è buono questo. Mamma mia, non vedevo l'ora. Sto facendo una brega che mi piace, capito? E così la mia mente lavora in maniera positiva. Non ti piace? Bravo, non è vero. Vabbè, non è malvagio proprio. Diciamo che le pepite di pollo erano meglio. Prova questo con gli spaghetti. I suoi spaghetti si chiama. Subito. Hai imparato. Non è malvagio, dai. Allora, più che altro mi sto abituando pian piano al gusto esatto del sushi. Non posso lamentarmi. Pensavo molto peggio. La cosa migliore, a parte le pepite, quello là col gambero dentro, l'involtino. Ma a me piace lo passa quello. Uno me ne fatto mangiare. L'ultimo pezzo, ragazzi. Quindi questo è l'ultimo pezzo di questa nostra Di challenge. 500, questo è il 500esimo. Ok, Andrea. Andate risultati dei bacchette. Oh, Andrea. Volevi. Stop. Finish. Allora, io abbiamo appena finito. Che stai facendo, non Andrea? si apre. Ah, così si apre? Sì. Ah, è una nuova Ma che cos'è ma devi questo? leccare tu. È un biscotto. Che sta scritto? Biscotto della fortuna. Avrete tutto il successo che desiderate. Sei contento, Andrea? E questo si butta, si mangia la carne. A Christian invece è uscito non arrenderti al primo ostacolo. Vediamo a te. No, devo andare a giocare, non posso mangiare. Ah, tu devi andare a giocare, non puoi andare a mangiare. Voglio comunque appena finito il video. Vi volevo far vedere comunque lo scontrino perché abbiamo rigorosamente pagato. Allora, come esperienza le do un 6. No, da rifare no, non mi vedrà mai più il sushi perché preferisco un altro tipo di questo cibo. sushi, proprio il sushi in generale non mi vedrà mai più. E quindi niente, gli do un 6, mi sono divertito. Allora, facciamo qui. Vai, dillo, fra, lo stai per dire. 6.000 mi piace e facciamo Napoli YouTube contro 500 alette di pollo. A posto, Aiu, questo video finisce qua. Spero che vi siete divertiti. E diciamo, Ewaiu. No, non posso finirli sempre così, ci vuole più professionalità. Ewaiu, ciao!